Eccoci qui, allora dovremmo essere in grado di collegarci anche con Maria Rosaria Capozzi, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci qui, allora anche con lei partiamo questo dibattito dal tema della crisi di maggioranza che è rientrata e faccio anche a lei la stessa domanda, insomma tanto tuono che non piove come qualcuno ha commentato, ma a lei chiedo, vi aspettavate qualcosa di diverso, cioè pensavate davvero che questa crisi potesse sfociare in qualcosa di diverso da quello che poi è successo e cioè da una maggioranza che si è ricompattata? Ma ho avuto sempre la sensazione che non si arrivasse poi ad una vera e propria crisi. Ho ritenuto che fin dall'inizio si è messo in campo un teatrino indecoroso per i nostri cittadini, ma indecoroso anche per il nostro ruolo, perché al pari dei cittadini abbiamo appreso dalla stampa che ad un certo punto Federica fa cadere la nostra regione in uno stato di crisi. Alcuni assessori, sempre a mezzo stampa, dichiarano di aver rimesso. Allora, abbiamo ancora un problemino, adesso la sentiamo ma con un fastidioso eco che arriva, dobbiamo risolvere quest'ultimo problemino, poi ci siamo. Comunque il tema lo abbiamo afferrato, cioè non vi aspettavate insomma nulla di diverso da quello che è successo. E cioè, io volevo aggiungere un passaggio rispetto anche all'intervento del collega Caligaris, perché quando si è fatto il passaggio sulla questione che pare avesse innescato poi in tutto, ovvero l'intervento del ministro Ciriani, ha fatto quasi pensare che il ministro Ciriani... Consigliera Capozzi, lei dovrebbe secondo me escludere l'audio del computer perché le rientra dentro forse la sua voce nel microfono del telefonino. Proviamo così? Adesso vi sento anche io benissimo perché Perfetto. avevo un eco impossibile. Allora, ne abbiamo afferrato. Allora, se vuol ripetere il concetto per cui far intervenire poi Caligaris, perché non so se è riuscito ad ascoltare bene quello che lei ha detto, poi facciamo rispondere subito. Volevo giusto riprendere un passaggio, perché lui a un certo punto dice che il ministro Ciriani, anche dalle parole di Bolsonaro, pare che abbia capito male. A me questa cosa appare veramente paradossale, perché immagino che un ministro che si muove pubblicamente con delle dichiarazioni le abbia approfondite in maniera sufficiente, ma anche nell'intervista che è uscita ieri lui ribadisce che non si sente pentito assolutamente delle dichiarazioni fatte e invoca anzi una maggiore partecipazione. Allora, quindi secondo me all'interno della maggioranza sicuramente qualche passaggio è saltato proprio a livello comunicativo, però quello che ci ha visti protagonisti ha dell'incredibile, perché si potevano parlare nelle retrovie senza coinvolgere un'intera regione, senza creare incertezza anche tra gli operatori economici, perché alcuni rappresentanti di categoria sono anche intervenuti proprio invocando che si ritrovasse un senso di responsabilità anche rispetto a questo. Facciamo subito replicare ad Antonio Caligaris su questo. In effetti lei però lo ha detto, no? Anche Federica ha detto sarebbe bastata una telefonata per chiedere, insomma, per confrontarci privatamente e non scoprire dal giornale di questo malessere o fraintendimento su inaugurazione, trasferimento, come lei ha detto. È chiaro che tutto questo è apparso un po' strano, no? Perché è stata come una bomba che è stata lanciata lì, sembrava che fosse una bomba ad orologerie e si cercava soltanto il presupposto per farla esplodere. Beh, intanto per quello che riguarda le categorie voglio ricordare che diverse associazioni alcune associazioni di categoria sono uscite dicendo che questa regione ha lavorato bene, che i rapporti sono ottimi e che si è fatto molto e che quindi sostanzialmente non c'è ragione di mettere in pericolo una amministrazione che ha, credo, ma sì, io sicuramente, ma si leggeva nelle dichiarazioni anche delle associazioni, insomma, ha rilanciato l'intero Friuli Venezia Giulia. Dopodiché le opposizioni cosa contestano? Contestano che questo è stato un teatrino, contestano sostanzialmente che
contestano che il Consiglio regionale ha funzionato benissimo lo stesso nella settimana della crisi, che poi l'incertezza, voglio dire, alla fin fine tutto questo è durato pochissimo, perché è durato esattamente, cioè forse anche meno di una settimana, e si è concluso tutto. Non è stata una crisi, perché vedete, le crisi sono politiche, sono assembleari, e di solito le crisi politiche si istituzionalizzano in una assemblea legislativa, in questo caso da noi il Consiglio regionale. Questo non è avvenuto perché il tutto è stato chiarito prima ed è stata sostanzialmente rilanciata addirittura l'azione della maggioranza, addirittura sostanzialmente con tutti i partiti che riconfermano la giunta attuale in toto, e praticamente gli dice di andare avanti. Le opposizioni sostanzialmente contestavano sta cosa, per cui il presidente della regione doveva venire in aula a riferire. Questo non era corretto, perché venire in aula voleva dire aprire istituzionalmente una crisi, non era il momento, no? Se era del caso l'avrebbe fatto e si faceva. Adesso sostanzialmente, avvenuta la crisi, risolta, c'è il passaggio in aula con la mozione, quindi tutti i percorsi credo vengono rispettati. Sul tema del terzo mandato, Caligaris, per quanto riguarda la comunicazione fatta, no, da voi esponenti della maggioranza, si è cercato di far capire che il problema non era il terzo mandato, non è il terzo mandato, ma che evidentemente c'era da fare una verifica su alcune cose, tra cui la sanità, che insomma è stato l'argomento che ha fatto deflagrare il problema con l'intervista di Ciriani. Però insomma il sospetto che ci sia anche il terzo mandato è venuto a tutti. Allora, questa Capozzi, poi vengo da lei. Sì. Capozzi, sì, prego. Prego, risponda lei, poi andiamo da Capozzi. Ok. Ti ho fatto la domanda a lei. Scusi, allora, il terzo mandato è una questione sostanzialmente che riguarda varie regioni, principalmente adesso il Trentino Alto Adige e poi eventualmente il Friuli Venezia Giulia, perché la Lega e anche la Lega del Friuli, Lega FVG, ha sempre dichiarato, no, di proporre la possibilità del terzo mandato e quindi di un cambiamento in questo senso della legge elettorale. Non c'entra e non è centrata, sicuramente per quanto ci riguarda, sulla questione avvenuta nell'ultima settimana. Capozzi, vengo da lei aggiungendo un elemento su quello che dice Caligaris, cioè siccome poi nella maggioranza mi pare che gli unici che non vogliono cioè quelli che vogliono il terzo mandato sono Lega e Lista Federica, che poi in pratica insomma è una diramazione della Lega, gli altri invece non lo vogliono. Il fatto che poi gli altri abbiano, almeno per quanto riguarda Forza Italia, che era come dire, al centro del dibattito sulla sanità, essendo l'assessore di Forza Italia, comunque ha rimesso le deleghe anche lui, e in qualche modo forse questo fa capire che davvero il terzo mandato non c'entrava, e c'entrava la problematica generale dell'uscita del ministro, che ha creato un po' di imbarazzo. Ora, al di là di quello che non è una mia... sia il vero problema, io voglio fare una domanda a questo punto al mio collega Caligaris, ovvero che cosa è cambiato rispetto a prima, perché la giunta è rimasta la stessa. Rispetto al terzo mandato, Federica pare non abbia fatto un passo in avanti, perché la decisione spetta al Trentino, alla Corte Costituzionale. Peraltro il Trentino, se non ricordo male, andrà al voto come noi nel 2028, quindi ha fatto un passo in avanti, e lo stesso ministro Ciriani ha avuto da ridire rispetto a questo quando è intervenuto ad un convegno, ora non so, non mi ricordo di che cosa si trattasse, precisando
precisando che è stato fatto un passo attardato, si poteva aspettare, ad ogni modo anche a nostra volta aspetteremo rispetto a questo che cosa decide la Corte Costituzionale analizzando la questione dal punto di vista tecnico e giuridico, però ribadisco la mia curiosità perché noi saremo chiamati ad esprimerci su una mozione che ci arriva, ovviamente decisa dalla maggioranza, quindi senza un'inclusione dell'opposizione e quindi sempre con questo ruolo marginalizzato, e mi chiedo che cosa sia cambiato, perché non c'è stato rimpasto di giunta, non è cambiato niente, quindi se avevano bisogno di rassicurazioni, ripeto, se le potevano dare in privato senza coinvolgere un'intera regione, senza coinvolgere noi consiglieri. Prego, Calicari. Posso? Certo. Bene. Allora, perché vedete, la mia collega Capozzi parte dice cos'è cambiato? Niente non è cambiato, ma questo era anche il senso. Cioè, non perché noi dovremmo essere scontenti che non è cambiato niente. Ma non sono contenti, io critico quello che avete messo in atto. Nel senso che viene cambiata la giunta, che c'è un rimpasto di giunta, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo tutta una parte che è costituita da Lega, Lista Federica e Forza Italia, che hanno detto sostanzialmente c'è qualche problema su quello che stiamo facendo? C'è finora Massimiliano Federica è il primo presidente nella storia di questa regione da quando c'è l'elezione diretta che viene riconfermato. E non potevate e con anche di maggioranza. E con anche una grandissima maggioranza. Il Friuli Venezia Giulia credo sia una delle regioni più avanzate, no, in Italia, gioca ormai, e grazie soprattutto all'azione di Massimiliano Federica, un ruolo anche non solo da regione, ma sono stati aperti dei contatti e degli incontri e delle azioni anche a livello internazionale. Abbiamo visto, cioè, Osaka, la Virginia, BAT che viene a investire a Trieste. Quindi qual è il problema? Chiarito che non c'è nessun problema e che la giunta di nuovo può procedere unita anche da parte di Fratelli d'Italia, noi andiamo avanti. Non vedo perché dobbiamo rattristarci di tutto questo, ma credo che non se ne rattristino neanche i cittadini del Friuli Venezia Giulia, quelli che ci hanno votato e credo quelli che pensano al bene del Friuli Venezia Giulia. Dopodiché sul terzo mandato, cioè il Trentino ha esercitato quella che ritiene la sua autonomia e ha votato una legge che prevede sostanzialmente il terzo mandato. Considerando che è stata impugnata, però, no? Com'è? È stata impugnata sarà impugnata, quindi sarà oggetto. Il Trentino è andato dicendo quella lì è una competenza esclusiva della provincia, in quel caso sta nel loro statuto che ha rango costituzionale, esattamente come quello del Friuli Venezia Giulia, e quindi loro lo hanno approvato. Lì ha creato alcuni problemi di maggioranza, no? In Fratelli d'Italia 2 che hanno votato a favore sono usciti, eccetera. Il governo ha impugnato con il voto contrario della Lega, partendo dal presupposto del diritto passivo all'elezione, eccetera, eccetera, e sul concetto di uniformità su tutto il territorio nazionale, no, del principio dei 2 mandati. Noi crediamo che prevalga l'autonomia delle regioni a statuto speciale, concetto che viene scritto e viene citato anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale che boccia il terzo mandato in Campania in un passaggio al paragrafo 6.6
dice diverso è il caso delle regioni a statuto speciale, in quanto la forma di governo e la materia elettorale sono costruite con un sistema molto più collegato, e perché in quelle regioni c'è la competenza esclusiva delle regioni che lì lo Stato non esercita pienamente, una cosa del genere. Quindi noi siamo abbastanza, cioè, la sentenza della Campania non è che ci dice per le regioni a statuto speciale assolutamente no, anzi per noi leggendola dice che quelle possono fare diversamente. Dopodiché adesso la sentenza dovrà chiarire questa cosa e molto probabilmente tutti aspetteranno la decisione della Corte. Quindi anche la vostra maggioranza aspetterà la Corte Costituzionale prima di avventurarsi in un'eventuale proposta di legge in Consiglio regionale, considerando anche che potrebbero esserci anche dei numeri, insomma, potrebbe esserci una difficoltà anche a farla passare se ci sono posizioni rigide nella maggioranza sul sì o il no al terzo mandato. Beh, allora, ovviamente noi non abbiamo i numeri, da noi difficilmente può cadere una cosa come nel Trentino, no? Credo, perché i numeri sono un po' diversi. Dopodiché voglio ricordare che accanto a questo, che è accanto alla via, diciamo così, giuridica e di diritto, a livello nazionale c'è anche un altro filone, che è quello per esempio della Conferenza delle Regioni, che ha chiesto un ragionamento sul terzo mandato per tutti, fra l'altro. Certo è che il problema viene, questa è una mia riflessione sulla quale chiedo poi anche a voi il parere partendo dalla Capozzi, il problema insomma, la questione nasce dal fatto che anche che a livello centrale il governo ha una maggioranza con degli equilibri interni diversi da quelli che sono invece in Veneto e per esempio qui in Friuli Venezia Giulia. Dunque è chiaro che c'è anche questo tipo di discorso da tenere presente. Capozzi. Ma quello che appare evidente è che il terzo mandato lo vuole solo la Lega, perché tutti gli altri partiti, sia della maggioranza che della minoranza, non la vogliono. Quindi io mi chiedo come porteranno avanti questa battaglia. Sicuramente ritengo che la sentenza della Campania abbia segnato un punto d'arresto rispetto a questo, perché se è vero che si riferisce alle regioni a statuto ordinario, è anche vero che esprime un principio fondamentale. In diritto i principi fondamentali non si applicano in maniera parziale, ma si applicano su tutto il territorio nazionale. Quindi io sicuramente sono cauta e aspetto anche la sentenza che interverrà rispetto al Trentino e che chiarirà definitivamente anche la questione per le regioni a statuto speciale. Non credo di avere sorprese rispetto a questo, ma questo per la considerazione che la sentenza espressa per la Campania... C'è stato già un altro principio che è stato sancito da una legge regionale, che è quella sulle elezioni, cioè l'abbassamento al 40%, per esempio, sul tema dei ballottaggi. Mi pare che sia stato deciso soltanto per il Friuli Venezia Giulia e anche dalla legge fatta in Consiglio regionale, dunque è comunque anche quello un principio nazionale oppure no? Ma io credo che lì possa intervenire la singola amministrazione e quindi stabilire anche una percentuale diversa, ecco. Però in questo caso, ripeto, senza addentrarmi dal punto di vista tecnico, una sentenza della Corte Costituzionale esprime e chiarisce bene che parliamo di un diritto fondamentale in materia elettorale, ed in quanto tale, secondo me, al di là dell'ambito circoscritto alle regioni a statuto ordinario, un principio fondamentale non può avere, ma questo così a livello di logica, senza però, ripeto, esprimermi in maniera netta, perché comunque deve arrivare ancora un'altra sentenza che servirà anche a chiarire la posizione delle regioni a statuto speciale. Però, superato il discorso giuridico, ci sta un discorso di numeri, perché nella nostra regione i numeri non sono a favore di Fedriga, nessuno vuole il terzo mandato, non lo vogliono Fratelli
Fratelli d'Italia, non lo vuole Forza Italia, non lo vuole la minoranza. Quindi mi chiedo alla fine se così fantasticando dovesse essere accordato il terzo mandato, che accordi dovranno sottoscrivere per far sì che questa cosa possa procedere, ecco. Perché poi è inutile dirselo, gli accordi avvengono e avvengono appunto anche rispetto a questo. Caligari, se vuol replicare ancora. Sì, allora, perché noi siamo per il terzo mandato? Noi, anche la lista Federica, che non è, cioè, per l'amor di Dio, siamo due liste vicine, anche molto unite, ma non è che precisamente loro sono precisamente tecnicamente una emanazione della Lega. Questo devo anche dirlo, perché sennò il mio collega di Bert mi tira qualcosa. No, però ovviamente. si può considerare, come dire, come percentuale di impatto, di influenza sulla maggioranza, si può certamente considerare l'insieme lista Federica Lega, non diciamo una sciocchezza se diciamo questo, che poi siano due entità diverse, è chiaro, cioè ce lo dicono le due cose, Lega, sicuramente lista Federica. il nucleo insieme compatto di sostegno al Presidente. Dopodiché voglio sempre ricordare, mi pare che Forza Italia ha una linea che dice a livello nazionale dice siamo contrari al terzo mandato, però sempre il suo livello nazionale dice rispettiamo le autonomie delle regioni speciali. Ora, perché la Lega vuole praticamente e propone e continua a proporre e continuerà a farlo, no, il terzo mandato? Perché noi abbiamo un concetto che dice che alla fin fine devono essere i cittadini a scegliere. No? Cioè tutta questa cosa per cui il cittadino meno sceglie, meno vota, meno opzioni ha di scelta e più si tutela la democrazia, insomma non è che proprio suona bene. No? Poi un altro concetto è, allora, noi abbiamo per la prima volta, ma è una storia di questi anni. Allora, quando sono state fatte le elezioni dirette dei sindaci, dei presidenti di regione, è stato omesso questo limite dei 2 mandati per evitare l'accentramento di potere, il consolidamento di potere, la continuità del potere, tutto quello che volete. Diciamo che però negli ultimi anni abbiamo visto che la gente conosce e dice quando troviamo uno bravo noi lo votiamo. E lo votano anche quelli di altra fede politica o di altra indicazione politica, perché questo avviene con Zaia, con Federica, no? E con il nostro presidente della Lombardia, fra l'altro. Cioè, quando la gente riconosce che c'è della gente brava che fa e che dà un segno anche di cambiamento e di sviluppo, lo vota. E noi diciamo, ma scusate, ma quando uno trovi uno bravo è il cittadino che sceglie, è il cittadino che se vuole se lo tiene, no? E lo fa continuare, oppure non lo vota, no? Se comincia a fare sto accentramento di potere, questa personalizzazione eccetera eccetera, lo manda a casa, perché cioè, è così, pensiamo che sia un ragionamento. Ma perché? Vedete, io non capisco questo, perché noi dobbiamo limitare la possibilità del cittadino e la scelta del cittadino a votare o ad avere uno bravo, perché a livello centrale ci dicono che tutti dobbiamo essere uguali, perché sinceramente a me di essere come il Molise e la Calabria, quando abbiamo la possibilità di essere il Friuli Venezia Giulia degli ultimi 7 anni, non interessa proprio niente. Capozzi, prima della pubblicità, un ulteriore... Il problema secondo me che ha in questo momento la Lega è che non ha delle alternative valide né a Federica né a Zaia né a Fontana, e sicuramente vuole conservare degli avamposti che ritiene propri e teme che Fratelli d'Italia possa avanzare altrettante proposte che possano essere considerate valide.
Rispetto al terzo mandato noi ci siamo sempre espressi contro, e questo perché c'è una ratio che sottende al dettato costituzionale, per cui non si vuole perpetrare un potere nel tempo, anche perché per noi sono sufficienti 10 anni per realizzare il proprio programma elettorale, dopodiché Federica può cedere la propria eredità a qualcun altro e far proseguire quello che è il proprio programma elettorale. Quindi non vediamo in questo, soprattutto nelle elezioni dirette, un limite accettabile, e ripeto, secondo me la difficoltà in questo momento della Lega è di avere una persona diversa da Federica da spendere, perché, come ha precisato anche il mio collega Calligaris, la gente identifica nel ruolo proprio della Lega e del Presidente Federica, e quindi c'è questa identificazione forte di Federica nel suo ruolo, che addirittura secondo me arriva a surclassare la stessa forza politica. Calligaris, un minuto prima della pubblicità. Allora, intanto la Lega comunque voglio ricordare che ha 2 o 3 personaggi che possono fare tranquillamente il presidente del Friuli Venezia Giulia, cioè, perché noi di personaggi capaci ce ne abbiamo. Ma non Federica voglio ricordare, è un livello sopra tutti, perché ha un livello addirittura nazionale da una parte. Seguendo il ragionamento della mia collega che dice sono sufficienti 10 anni, voglio ricordare per esempio che Pericle è stato eletto per 30 anni consecutivi, e se ci fosse stato il secondo divieto di terzo mandato per Pericle, non avremmo avuto il Partenone, questo per ricordare un po' e dare un po' il senso della questione. E su questa citazione andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo, ripartiamo e vi prometto che cambiamo argomento, andiamo su altri temi, per esempio l'ultima iniziativa, quella sulla protezione civile, che proprio lei Calligaris ha annunciato, insomma quella del provvedimento che permette di dare assistenza legale a chi dovesse trovarsi tra gli amministratori, tra le maglie della giustizia, come è successo al sindaco di Preone. Tra poco ne parliamo, andiamo un attimo in pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta, ripartiamo. Allora ripartiamo con Antonio Calligaris e Maria Rosaria Capozzi, Lega e 5 Stelle in Consiglio regionale. Allora Calligaris, il provvedimento, quello che permetterà, speriamo che non accada, ma se dovesse accadere di nuovo, che un amministratore o un responsabile coordinatore di protezione civile di un comune dovesse trovarsi nelle condizioni di dover rispondere in tribunale per questioni di infortuni di lavoro, o peggio, come è successo a Preone purtroppo addirittura di un volontario che è morto mentre stava effettuando degli interventi, ci sarà l'assistenza legale, corretto? Sì, ci sarà, credo, l'anticipo anche delle spese. Sì, quindi insomma verrà diciamo, coperto da un intervento di questo tipo, quindi da questo punto di vista gli amministratori possono essere tranquilli. Questo risolve il problema della spesa? Poi sì, possono stare tranquilli. No, appunto dico, questo no, nel senso che, sì, nel senso che nessuno dovrà accendere un mutuo per pagarsi un avvocato per questioni, per queste questioni qui, però dico, questo risolve appunto una tranquillità economica, la tranquillità economica del problema. Il problema però rimane, perché alla fine se si arriva ad essere condannati, il fatto che ci sia la copertura delle spese legali va bene per un problema di portafoglio e di conto in banca, ma rimane comunque una condanna penale. Da questo punto di vista si continua a lottare per provare a modificare questa situazione, giusto? Sì, certo, perché questa ovviamente è una normativa nazionale, ci sono delle varie iniziative, credo di varie, c'è una della Lega, c'è un emendamento, credo anche qualcuno di Serracchiani, cioè ci sono, credo, e spero tutte le forze politiche, no, in Parlamento riescano a far passare questo concetto che deve tramutarsi in una norma giuridica, per cui non si può equiparare il sindaco, il capogruppo del gruppo protezione civile, no, al datore di lavoro per quello che riguarda
i volontari, che insomma a questo effettivamente metterebbe in crisi tutto e mette in crisi tutto il sistema in tutta Italia. Ecco, Capozzi, su questo insomma mi pare che siano tutti d'accordo, no, sul fatto che bisogna arrivare ad una regolamentazione che permetta di poter ancora beneficiare del lavoro dei volontari, perché poi abbiamo visto che senza la protezione civile è tutto più complicato, e non soltanto per le questioni che riguardano gli interventi quando c'è il maltempo o altre tipologie di calamità naturali o altri problemi di sicurezza, ma anche semplicemente nella gestione di eventi, manifestazioni. Vediamo per esempio il Giro d'Italia con gli organizzatori che hanno avuto grossissime difficoltà, pur incontrando poi comunque la disponibilità della protezione civile. Dunque qualcosa va sicuramente fatto. Sul ruolo della protezione civile non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha espresso lei. Ecco, svolgono un ruolo fondamentale ed essenziale per la nostra popolazione. Rispetto a questo siamo tutti d'accordo che si debba intervenire sia con una modifica normativa che tanto i sindaci ma tanto anche chi è a capo dei gruppi locali della protezione civile dalla responsabilità che interviene nel caso ci sia una situazione come quella che si è verificata per il sindaco di Prione. Ma rispetto a questo anche il collega Mentil aveva presentato una mozione fatta propria dalla maggioranza nell'ultimo consiglio regionale che portava la firma di tutti, ma proprio a sottolineare che rispetto a questo tema c'è la volontà di tutti e comune di intervenire, perché bisogna appunto consentire a tutti di lavorare serenamente e non con la paura di incorrere in una situazione come quella che è avvenuta a Prione, per cui sicuramente va la mia solidarietà alla famiglia del volontario che ha perso la vita, però il sindaco è in una situazione in cui nessun sindaco dovrebbe trovarsi. Ecco. Allora, intanto, cambiando argomento e passando al voto amministrativo che sta interessando 126 comuni nel nostro paese, si parla come sempre in questi casi Caligaris di verifica per quanto riguarda il governo, sappiamo però tutti i distinguo del caso, perché le amministrative sono un qualcosa che molto spesso, anzi direi quasi sempre, poi sfugge, no, da quello che è un voto di tipo politico e quindi nazionale. Però è chiaro che a seconda di quello che succederà in questi 126 comuni poi si aprirà il valzer dei commenti, chi ha vinto, chi ha perso, se il governo ha tenuto oppure no. E quindi prepariamoci insomma dalle 15:01 di oggi a tutto questo. Sì, certo, è un po' preoccupante nelle comunali sempre il calo dell'affluenza, no? Che dice calo di 3 punti, dopodiché effettivamente probabilmente per la questione nazionale, il raffronto con la questione nazionale bisogna guardare i capoluoghi semplicemente, no? Perché poi nei comuni, soprattutto in medio piccoli, la situazione è completamente diversa, il voto è diverso. Solo mediamente i capoluoghi e i centri maggiori danno una tendenza, anche se anche lì vale, no, il voto locale, il voto sulla persona e la situazione locale. È chiaro che sì, poi c'è tutta la cosa dell'interpretazione, il governo ha tenuto, l'opposizione avanza, eccetera, eccetera. Sono questioni, secondo me, che non... Il voto locale è sempre un voto locale, bisogna sempre stare attenti. Sfugge un po' a queste regole, insomma, sfugge a queste regole di misurazione dell'andamento invece del consenso nazionale. Poi assisteremo sicuramente anche alle dichiarazioni secondo cui nessuno ha perso, anche chi perde cerca di trovare il modo di dire chi ha vinto, ma questa è la politica. Capozzi, allora, però c'è questo dato dell'affluenza, come sottolineava anche Calligaris, che continua a preoccupare. Il dato che abbiamo visto dal titolo
titolo del Messaggero si riferisce naturalmente alla chiusura delle ore 19, ma anche alla chiusura ieri delle urne il dato è al di sotto delle precedenti amministrative, insomma siamo al 43% circa, chissà se si arriverà insomma al 50% entro le 15 di oggi. Questo è il vero tema su cui continuare a dibattere, perché c'è un calo continuo e progressivo delle persone che vanno a votare, o meglio, che non vanno a votare, in questo caso aumenta. È una situazione sicuramente che desta preoccupazione e su questo sono d'accordo con il collega Calligaris, perché se questo astensionismo si realizza anche a livello locale, dove l'amministrazione comunale rappresenta la prima amministrazione con cui i cittadini si confrontano, bisogna chiedersi e bisogna iniziare in effetti ad invertire questo trend, perché purtroppo assistiamo al fatto che a tutte le competizioni elettorali il primo partito che vince è proprio quello dell'astensionismo, e questo perché c'è una disaffezione politica dei nostri cittadini e delle nostre cittadini rispetto alla politica. Si è perso un po' il senso civico che sottende proprio al voto stesso, e assistiamo ad un periodo anche strano in cui c'è un importante referendum, e io questo lo devo dire, su questioni importanti tutele sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, senza poi contare la questione della cittadinanza, dove vediamo alcuni rappresentanti della nostra politica ad ogni livello che invitano a non andare al voto. Quindi poi ci si deve chiedere come mai i cittadini non vanno a votare, perché se da una parte vengono invitati ad andare a votare, dall'altra ci troviamo invece alcuni rappresentanti della nostra politica che invitano ad andare invece al mare, quando gli stessi in altre situazioni, per altri referendum, invocavano proprio il senso civico dei cittadini. Quindi io credo che si debba ritrovare il proprio ruolo anche rispetto a questo, perché il senso civico non deve essere esercitato soltanto dove comoda, ma deve essere sempre, quindi il voto va esercitato sempre, anche perché uno può anche esprimere voto contrario, però il problema di questa maggioranza, ad esempio nel caso del referendum, è che vuole boicottare il referendum stesso, non permettendo di arrivare al quorum. Ecco, Calligaris, questa sarebbe stata la seconda domanda sul tema, cioè il fatto che da alcuni ambienti, da alcuni esponenti anche istituzionali è arrivato l'invito, più che l'invito diretto a non andare a votare, perché sarebbe stato gravissimo che qualcuno dicesse non andare a votare. Il fatto di dire io non andrò a votare come figura istituzionale in certi casi ha fatto un po' storcere il naso sul tema, non tanto di quello che pensano quelli che lo hanno detto, perché ovviamente sono cittadini come tutti noi, anche chi lo ha detto, ma hanno le loro idee. Però rappresentando un'istituzione, sentirsi dire io non vado a votare, considerando l'affluenza che poi leggiamo puntualmente ad ogni tornata elettorale, questo fa riflettere. Allora, sono cose diverse, mi rendo conto, il referendum è una cosa e le elezioni sono un'altra cosa, però è pur sempre l'esercizio. Allora, l'elezione di regionale, comunale, avremo presto anche le elezioni per le province, attenzione, per esempio, per stabilire tra chi è il poco presidente della provincia diciamo così, l'elezione per stabilire chi è il presidente o chi sarà il presidente della provincia o chi sarà il sindaco sono una cosa. Un tempo c'era quasi una forma di obbligatorietà, cioè, vi ricordate il famoso cosa? Cioè chi non andava a votare alle elezioni, per esempio per i dipendenti pubblici, veniva, parlo di ere fa, no? veniva considerato un disvalore, per esempio, perché lì lì devi scegliere chi ti governa, chi fa le strade del tuo comune, chi pensa agli asili nido, alle scuole materne, agli scuolabus, all'assistenza degli anziani. Quello è una cosa. Il referendum è la richiesta di parere alla cittadinanza e alla popolazione, no? Cioè, all'elettorato,
di esprimere un parere su una determinata questione particolare che rientra mediamente nelle funzioni legislative. Su questo, lì è stabilito un quorum per la loro efficacia, e quello, andare a votare o non votare, può rappresentare anche una scelta dell'elettore. Ricordo che il non andate a votare, andate al mare, lo disse una figura istituzionale, mi pare fosse stato quella volta Bettino Craxi, quando era Presidente del Consiglio, se non ricordo male, e tutte le forze politiche di fronte a referendum su cui non erano d'accordo, invitavano a stare a casa e non andare a votare. Quindi lo fece Renzi, e anche i partiti di centrosinistra, quindi diciamo, insomma, va bene dirlo, certo, tutto quello che vogliamo, però è il solito giochino, insomma, politico. Ma vedremo insomma poi quale sarà l'affluenza anche al referendum, e oggi alle 15 si chiuderanno le amministrative, capiremo anche quale sarà stata la risposta in questi 126 comuni dove ci sono alcuni centri importanti, città importanti come Genova per esempio, dai quali, al di là dei piccoli comuni, come ricordava correttamente Calegaris, si potrà poi fare anche il ragionamento sulla tenuta del governo. Io vi ringrazio per essere stati con noi questa mattina, grazie a Antonio Calegaris della Lega e a Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle. Grazie.